Piazzola sul Brenta, ultima domenica del mese, appuntamento con il tradizionale mercatino dell'antiquariato. Tra le migliaia di appassionati pronti a girare tra le bancarelle c'è anche Valentino Scodro. Partito da Rossano Veneto e arrivato già di buona mattina a Piazzola, Valentino parcheggia la sua auto a diverse centinaia di metri di distanza da Villa Contarini, stando ben attento a non ingombrare la carreggiata. E invece, al suo ritorno, trova sul parabrezza il più classico dei foglietti gialli per divieto di sosta. Una sorpresa a dir poco amara. Si va al mercatino ed è uno dei più famosi del Triveneto, perciò anche ha un certo nome, un certo spessore e si va anche per fare compere e spese, si beve anche il cappuccino, si può anche mangiare là, perciò voglio dire si fa girare l'economia e trovarsi una multa come la mia dopo aver parcheggiato l'auto non nella carreggiata ma all'esterno della carreggiata è veramente una vergogna. Valentino non contesta la multa in sé, ma sostiene di avere parcheggiato correttamente, perché altrimenti... Primo a dire che ho sbagliato, perché ovviamente se la parcheggi nella sede stradale può essere di impedimento, ma la mia come le altre sia prima che dopo erano all'esterno della carreggiata. Lei si è fatto l'idea che praticamente ormai i vigili si muovono per fare cassa in manifestazioni come queste? Io la penso proprio così, sì, e lo trovo veramente scorretto. Lei tornerà ancora al mercatino di Piazzola? Non penso proprio.